Buonasera a tutti i telespettatori e alle telespettatrici di Radio Adige TV. Come ogni giovedì da 4 settimane a questa parte torniamo a parlare di economia, finanza e non solo per il format omonimo, Settimana Veronese della Finanza. Avete capito che torniamo a parlare di temi per la ripartenza e questa sera parliamo di innovazione e tecnologia, start-up, PMI innovative, formazione, nuove frontiere quali la blockchain sono soltanto alcuni dei temi sul banco appunto della tanto sospirata ripresa dopo l'emergenza Covid. Ma potranno essere questi che ho citato dei veri fattori di leva proprio per una ripresa celere e veloce, soprattutto in ambito economico, chiaramente. Ne parliamo stasera con Paolo Errico, presidente della piccola industria di Confindustria Veneto, con Claudio Cioetto, presidente di Appindustria Confimi Legnago, e con Alessandro Dalcol, coordinatore della rete FabCube. Allora diamo proprio il benvenuto ai nostri ospiti e li invito e li saluto. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Grazie, buonasera a tutti voi e anche ai telespettatori. Grazie, ricordo che siamo in diretta e potete seguirci anche online sul sito radioadige.com e su 2 pagine Facebook, Verona Daily e Radio Adige TV. Allora, prima di iniziare, cari ospiti, farei vedere come di consueto per questa parentesi, per questo spazio, un po' alcune slide per ricordare cos'è la settimana veronese della finanza. Qualche minuto e torniamo da voi. Allora chiedo alla regia il supporto, siamo qui per il 4º appuntamento di questo format organizzato con il brand Verona Economia, il quotidiano digitale fondato da Maurizio Zumerle e acquisito entrato nella galassia di Verona Network. Gli ospiti li ho già presentati, andiamo avanti. L'associazione Verona Network mette insieme a Verona oltre 60 soci istituzionali con l'obiettivo di favorire il dialogo nella convinzione che unirsi, fare rete, creare relazioni e la soluzione per affrontare le sfide del presente e del futuro. Verona Economia è un settimanale, in questo caso multimediale digitale, che nasce appunto dall'esperienza di Verona Economia quotidiano e che ovviamente si è rinnovato nelle ultime settimane. La settimana veronese della finanza invece è un format nata nel 2010 per mettere insieme i principali istituti finanziari della città di Verona, dall'ex Banco Popolare a Cattolica, Fondazione Cari Verona, qui alcune delle locandine storiche del tempo e qui un'edizione che ricordiamo ogni settimana perché è importante, fu importante allora, aprile 2017, si siederono dietro ad un tavolo l'ex AD di Cattolica Mazzucchelli, l'ex presidente del Banco Popolare Carlo Fratta Pasini e l'attuale direttore Giacomo Marino, che questa sera vedremo con dei contributi registrati. L'ultima edizione con Carlo Fratta Pasini presidente e l'ultima edizione con il presidente Paolo Bedoni di Cattolica e l'ex amministratore delegato Alberto Minali. Prima di andare dai nostri ospiti, fresche ci sono delle statistiche, dei dati forniti da Infocamere sulla digitalizzazione e innovazione, le start-up e le PMI in particolare innovative del settore ICT. Cosa ci dicono queste statistiche? Che di start-up e PMI innovative, insomma, ce ne sono 6.663 nel settore ICT, chiaramente orientate per lo più nella regione Lombardia, quasi un 30%, suddivise in 6.022 start-up e 641 PMI. Andiamo avanti con le statistiche. Chiaramente le dimensioni sono per lo più tra gli 0 e 4 addetti, vedete qui nella colonna di sinistra, in alto a sinistra, 1996 realtà, 454 tra 5 e 9 addetti e poi scendendo, insomma numeri che sono anche difficili così da decifrare, ma noi facciamo vedere perlomeno alcuni dati che ci interessano. Quali sono i settori principali che rientrano in queste categorie? Si va dall'intelligenza artificiale al machine learning, le mobile app, i big data, i data science, il cloud, blockchain, insomma sono nomi anche difficili a volte da pronunciare, alcuni conosciuti, alcuni meno, IoT, industria 4.0, l'automation, settori davvero nuovi che segneranno il passo per il futuro e lo sentiremo proprio con i nostri ospiti.
Chiaramente con le nuove aziende X-Tech e Deep Tech, sempre nei vari settori. Qui abbiamo la distribuzione quantitativa nei vari settori, e la cosa che ci preoccupa un po', dopo lo sentiremo sempre con i nostri ospiti, resta poco diffusa l'attività brevettuale, cioè si produce tanto a livello di idee, a livello di know-how in Italia, ma si brevetta molto molto poco, e questo ovviamente è un danno. In conclusione, cosa ci dice Infocamere? E poi sentiremo se c'è una conferma anche con i nostri ospiti. Le start-up e le PMI innovative del settore ICT sono al centro della trasformazione digitale del paese, questo è chiaro. Il loro potenziale di crescita è molto correlato agli ecosistemi economici e territoriali di riferimento. Imprenditori giovani e imprenditrici sono sempre troppo pochi, purtroppo, e non sempre l'impatto delle politiche di incentivo è riscontrabile nelle tempistiche e nelle modalità attese, ma i mercati associati ai digital enable offrono opportunità di crescita importanti. I prossimi mesi saranno cruciali per accelerare l'entrata di nuove aziende e la crescita di quelle esistenti. Termino qui quindi la mia presentazione e andiamo dai nostri ospiti. Allora partiamo da Paolo Errico, che oltre ad essere appunto presidente della piccola industria di Confindustria Veneto, ha un'azienda anche, Maxfon, che si occupa di big data, di questi temi. Cosa possiamo dire, Errico, per introdurci nell'argomento? Saranno davvero così diffuse le parole, i sostantivi che abbiamo ripetuto in questa fase iniziale? Nel futuro se ne sentirà parlare sempre di più e con maggior frequenza? Beh, direi che già ne stiamo parlando, quindi più che futuro è presente oggi, nel senso che i termini che erano anche riportati sulle slide sono termini con cui ormai un po' ci abbiamo fatto l'abitudine, sempre di più lo faremo più spesso. IoT, per esempio, Big Data sono due dei pillar che il B20 ha identificato relativamente all'innovazione digitale, quindi questi sono sicuramente due ambiti che segneranno lo sviluppo attuale e futuro di tutte le imprese, non soltanto quelle che nascono per fare innovazione, ma di tutte le imprese in senso generale. Abbiamo sicuramente delle innovazioni che ormai stanno quasi già diventando delle commodity, nel senso, per esempio, uno dei pillar sempre per il B20 è la connettività. Abbiamo capito quanto essere connessi diventa importante durante il lockdown, e abbiamo delle zone del paese che ancora non sono connesse. Ce ne sono altre che stanno arrivando, come il 5G, che cambierà in maniera molto drastica, diciamo, il nostro approccio alla connettività, e non soltanto il nostro, nel senso che col 4G siamo stati tutti connessi, col 5G sarà tutto connesso, quindi cambierà in maniera esponenziale per esempio il numero dei dati che verranno prodotti, e con l'internet delle cose, voglio dire, ci saranno tantissimi device, tanti oggetti collegati in rete. Poi ci sono delle evoluzioni esponenziali future che stanno arrivando, che cambieranno ancora nei prossimi anni la nostra vita e la vita delle imprese. Essere digitali è fondamentale, cioè anche i dati di oggi di Infocamere che avete letto voi stabiliscono una regola ben precisa: se non si è digitali si è sostanzialmente morti. Quindi questo è chiaro che dietro innovazione digitale o rivoluzione digitale bisogna cominciare a riempire di contenuti e di operatività per tutte le imprese. Assolutamente, poi vedremo anche che bisognerà fare una sempre maggiore informazione e formazione, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Dal vostro osservatorio, quindi quello della piccola industria di Confindustria, che momento è questo? Chiaro che è difficile, molti settori si sono fermati, altri hanno sempre lavorato, alcuni sono cresciuti. Quali sono, diciamo, i parametri che state monitorando con più attenzione in questa fase, a un anno e mezzo dall'inizio della pandemia? Ma allora, sicuramente ci sono dei parametri che hanno a che vedere con la finanza e con la patrimonializzazione delle micro e piccole imprese, quindi diciamo che già il governo Draghi sta adottando e adotterà delle misure che sosterranno, diciamo, le imprese da questo punto di vista, perché oggi l'importante è salvare le imprese che
hanno anche, diciamo, delle potenzialità per essere salvate, perché quello che ormai è chiaro è che non tutti si salveranno, però è importante salvare chi ha, diciamo, dei valori di tipo competitivo, quindi una forte attenzione è questo. Sicuramente è abbastanza chiaro a tutti che, lo hanno dimostrato anche la crisi del Covid, che il digitale sta facendo la differenza, quindi mentre prima si riempiva questo scaffale, dico io, di parole, oggi bisogna andare, diciamo, su cose concrete. Quindi, per esempio, anche l'ambito di cui ci occupiamo noi, che è quello dei big data, quindi quello che viene definita la rivoluzione data driven, è una cosa che non si può più rimandare, cioè o le aziende imparano a utilizzare i dati per sostenere il business, per sviluppare nuovi business, per conoscere, non so, meglio i propri clienti, oppure faranno fatica a rimanere competitive, perché c'è tutto un mondo di aziende nuove che stanno nascendo, che nascono già in modo digitale, quindi sono già abituati a utilizzare questo tipo di leve. Come dicevi te, diventa fondamentale la formazione, perché attraverso la formazione tu crei consapevolezza nel management e negli imprenditori sul fatto che questi siano passi che ormai non sono più rimandabili. Ecco, quello che ci resta dopo il Covid è che non sarà più quello che avevamo prima del Covid, quindi questo momento di disruptive, che non è soltanto una disruptive di tipo tecnologico, ma è anche di tipo sociale, necessariamente ci obbliga ad adeguarci molto velocemente a questi cambiamenti. Quindi c'è molto da fare. Secondo me per le piccole e micro imprese c'è un grande vantaggio competitivo, perché è come un po' resettare i contatori, quindi si parte un po' da zero e si parte un po' con lo zaino sulle spalle a fare anche esplorazione, e quindi c'è la possibilità anche e soprattutto per i giovani imprenditori di intraprendere nuove iniziative con nuove idee che possono essere supportate. Grazie Paolo Errico, rimanga lì, torneremo da lei tra pochissimo. Ha parlato di formazione, chiaramente, che è necessaria non solo agli imprenditori ma anche ai giovani, per creare una cultura che favorisca l'attecchimento di queste nuove tecnologie, di questi nuovi strumenti a disposizione. E Claudio Cioetto di Apindustria Confimi Legnago di formazione se ne occupa, perché da tempo ha aperto anche le porte dell'azienda, delle aziende associate proprio ai giovani, affinché tocchino con mano la tecnologia. E soprattutto chiederei anche a Cioetto, questi imprenditori manifatturieri che hanno costruito la loro fortuna lavorando con le mani, riescono a stare al passo con un'evoluzione digitale che va sempre più veloce e che, come ha sottolineato Errico, è obbligatoria ormai, necessaria. Grazie dell'invito e buonasera a tutti, buonasera ai telespettatori. Chiaramente la tecnologia e l'innovazione devono essere, e digitalizzazione devono essere al centro di tutte le nostre scelte produttive. È chiaro che l'imprenditore non si deve solamente preoccupare in questo momento di cosa produrre, ma anche di come produrre. Tecnologia, innovazione e digitalizzazione sono le armi vincenti per proseguire nella nostra attività. Ci viene imposto dal mercato un continuo aggiornamento e costante per quanto riguarda le nuove tecnologie e i nuovi processi produttivi. E per quanto riguarda il nostro paese, per quanto riguarda le nostre aziende, secondo il mio punto di vista è l'unico modo per poter reagire anche all'aggressività commerciale di tanti paesi emergenti che basano la loro economia sulla manifattura, esattamente come la nostra Italia, e essendo perfettamente concorrenziali tante volte con i nostri prodotti. E la crescita dell'economia chiaramente è sempre legata all'innovazione tecnologica, e penso che un paese come il nostro, per essere vincente, per continuare ad essere vincente, dovrà saper accompagnare le proprie imprese anche attraverso un percorso di innovazione, anche attraverso stimoli economici che in questo momento il nostro Stato sta mettendo in campo in maniera piuttosto importante e significativa. Ricordo a tutti la precedente ma anche attuale Industria 4.0, che anche tu un attimo fa
hai citato, che ha sicuramente innovato e migliorato non solo il parco macchine delle aziende, ma anche spesso e volentieri migliorato e consolidato il processo produttivo e quindi la loro posizione di mercato, chiaramente. Io, dal mio punto di vista, sono abbastanza fiducioso che ci stiamo avviando anche verso al post-Covid, permettetemi di definirlo in questo modo. Certo. Fortunatamente in questo momento in genere la manifattura ha tenuto e sta tenendo bene, salvo qualche settore merceologico. Purtroppo mi spiace citare gli amici del tessile, per esempio, che sicuramente non stanno vivendo un momento felice, però tutto il resto della manifattura sta lavorando bene e diciamo con delle buone prospettive. Si parla di una crescita conosciuta fino agli anni 60 o agli anni 70 o 4-5% o qualcosa dal mio punto di vista incredibile e che dobbiamo saper sfruttare. Quindi lo Stato con i propri stimoli economici, grazie anche a tanto denaro che arriverà dall'Europa, certo. Stimoli che comunque non saranno solamente gli unici di cui necessiteremo. Servirà anche tanta preparazione per queste nuove tecnologie, servirà formazione per queste nuove tecnologie e ai nostri dipendenti o collaboratori possiamo pensarci noi per la formazione, ma abbiamo bisogno anche di formazione per i futuri nostri collaboratori, quindi qui entra nuovamente in campo lo Stato e la scuola. E la nostra scuola dovrebbe essere un passo avanti rispetto alle imprese. In realtà poche sono queste scuole che sono quel passo avanti rispetto alle imprese, tutte quante sono un attimino un po' più indietro, vuoi per mancanza di attrezzature, vuoi per mancanza di risorse, tante volte anche per mancanza di formazione di docenti, per cui voglio anche spezzare una lancia a loro favore, spesso, anzi sempre preparati e capaci, sempre pronti a rinnovarsi, ma purtroppo non trovano nella scuola, nel loro, tra virgolette, datore di lavoro che è lo Stato, l'appoggio ideale per poter proseguire e migliorare le loro attività nei confronti degli studenti. Quindi per concludere, per superare, per saper cogliere al meglio questo rimbalzo economico che abbiamo in atto, sicuramente deve esserci anche il superamento del gap tecnologico che in questo momento c'è tra aziende e scuole. Il Ministero e la Regione devono prendere mano seriamente a questa situazione. Grazie Cioetto, fornisce un assist perfetto ad Alessandro Dal Colle in realtà, perché se la scuola in alcuni casi fa un po' fatica a favorire anche il contesto, ci pensano delle realtà come i Fab Lab che sono stati definiti anche un po' come palestre del lavoro e che in Veneto sono stati anche messi in rete grazie a un'esperienza molto interessante che prende il nome di FabCube e Alessandro Dal Colle appunto è il coordinatore. Qui vediamo sul sito internet proprio anche del FabCube la home del sito, i servizi sostanzialmente che questa rete di Fab Lab offre, quindi per le PMI soprattutto digital transformation e knowledge management, marketing, open innovation. Alessandro, ecco, intanto chiariamo per il pubblico a casa cos'è un Fab Lab, ok, io l'ho definito un po' una palestra del lavoro, ma forse è riduttivo, e poi come è nata anche l'idea di mettere assieme questi punti nel Veneto per creare proprio anche maggiori opportunità sia per i giovani sia per le PMI. Sì, grazie Matteo. I Fab Lab nascono da un'esperienza dell'MIT di Boston, quindi abbiamo un antenato estremamente nobile quando uno dei direttori del dipartimento ha deciso di aprire dei laboratori dell'MIT non solo ai ricercatori ma a tutti gli studenti e a chiunque volesse utilizzare dei macchinari che allora erano estremamente innovativi come le stampanti 3D. Si è visto che questo ha portato
a uno sviluppo di innovazione dal basso e non la più classica ricerca universitaria, e ha portato alla nascita di una serie di start-up, nuove imprese, creazione di nuove tecnologie. Grazie a questa buona esperienza il movimento si è diffuso poi in tutto il mondo, c'è un network globale di quasi 2000 Fab Lab a livello planetario, ed è arrivato una decina di anni fa anche in Veneto, e l'esperienza di Verona Fab Lab è una delle prime sul territorio veneto. 2014 Verona Fab Lab. Sì. Abbiamo deciso di unire questa propensione tecnologica di questi laboratori dove si fa innovazione aperta e dove soprattutto si consente a giovani ma anche a meno giovani di mettere le mani sulle nuove tecnologie e di avvicinarlo a quello che è il mondo delle imprese e il mondo della formazione. E da questo è nato appunto FabCube, che ha messo insieme alcuni dei Fab Lab presenti nel Veneto per creare dei servizi e delle attività di supporto sia alle imprese che a chi decide di formarsi e di acquisire nuove competenze. Qui vediamo delle immagini anche del Verona Fab Lab, del sito Verona Fab Lab, dove c'è un filmato che spiega anche un po' questo mondo. Sono tante le attività che si svolgono all'interno, tra le più varie, insomma. Prego Alessandro. Sì, noi facciamo sia ricerca interna, si è visto ad esempio l'ambito agricolo, nei quali abbiamo un progetto molto interessante per l'organizzazione e la gestione delle serre, fino ad arrivare anche a artigianato digitale, come state vedendo in questo momento, tutto il settore del tessile o della manifattura. Quello che facciamo è anche venire incontro alle imprese nei processi di innovazione, come ci ricordavano gli ospiti precedenti. È fondamentale per restare al passo con il mercato saper intraprendere un percorso che porti verso l'industria 4.0, verso una gestione sempre più evoluta di quelli che sono i processi produttivi, e adesso FabCube può essere una realtà fondamentale per il supporto alle imprese in questo ambito. Il settore quello che vediamo anche noi come una problematica senz'altro di rilievo è che la formazione e soprattutto la scuola non sta preparando un numero sufficiente di figure adatte a queste tipologie di impiego. C'è una fame di lavoratori con determinate competenze che non trova uno sbocco all'interno del mercato. È così, Enrico, fanno fatica a volte le imprese a trovare personale qualificato, soprattutto in questi ambiti, chiaramente, che sono anche pionieristici e avanguardisti, non so se possiamo definirli così, anche se in realtà poi se ne parla già da tempo, come ha ricordato all'inizio. Ma che ci sia una problematica cronica, diciamo, in Italia di tecnici, di queste nuove figure specializzate, questo è ormai è un dato conclamato, cioè, però mi sembra che ormai siamo arrivati a un punto in cui non si possa più aspettare. Per esempio, tutto il tema della formazione legato agli ITS oggi è al centro dell'agenda anche del governo, no? Fino a poco tempo fa, cioè io ricordo che gli ITS vengono sovvenzionati di anno in anno dalle singole regioni. Soltanto in Veneto spendiamo circa 8 milioni e mezzo di finanziamento. Ecco, finalmente si è capito che invece questi ITS qua, che magari vanno un po' ridefiniti dal punto di vista strategico, svolgono un ruolo fondamentale. Noi in Veneto ne abbiamo 7, magari potremmo aumentarne qualcuno di più e magari potremmo fare qualche ulteriore corso di formazione per queste figure. Quindi oggi la consapevolezza c'è. Per esempio, io parlavo con l'Università di Verona, partirà forse quest'anno una laurea magistrale in data analyst, cosa che figure che oggi non ci sono. Noi le forniamo in azienda con un lungo lavoro di formazione, e nel momento in cui parliamo di big data serviranno anche poi le persone che andranno a utilizzare questi dati.
si sta spingendo molto sulle materie STEM, si sta spingendo sul fatto che le materie STEM devono essere frequentate anche dalle ragazze, che sono molto brave, perché oltre il 50% dei laureati in materia STEM poi sono donne, quindi si sta facendo anche un lavoro di tipo sociologico per far capire che invece sono delle ottime opportunità per i giovani. È chiaro che l'impresa manufatturiera ha una grande richiesta e assorbirebbe benissimo queste persone. Dagli ITS penso che la percentuale di ragazzi che trovano impiego è altissima, come succedeva con gli istituti tecnici industriali, che ancora ci sono e che hanno, diciamo, uno score molto, molto alto di assunzione. Quindi è vero, io sono un po' fanatico del tempo, dico che adesso il tempo è scaduto, bisogna farlo, però insomma c'è una particolare attenzione. Sentire Draghi che parla di ITS è sicuramente di buon auspicio, perché è da lì che andremo a tirare fuori i nuovi professionisti, le nuove professioniste di queste nuove tecnologie, perché le tecnologie viaggiano in modo esponenziale, poi noi siamo sempre alla rincorsa. Va bene, però almeno bisognerebbe avere le idee chiare. Mi sembra che adesso un po' di idee ce le abbiamo. Il digitale è uno degli asset del nuovo piano nazionale di resistenza, di rinascita e resilienza, e quindi abbiamo veramente una chance importante, perché ci saranno molti fondi e quindi bisogna anche spenderli bene e ottenere dei risultati. Tra l'altro, insomma, a proposito di nuove tecnologie, a Verona ha fatto notizia nelle ultime ore la nascita di una nuova società di assicurazioni che si chiama Revo. È stato presentato proprio il 10 di maggio, qui vediamo dal sito internet veronadaily.it, il nostro sito, questo nuovo progetto promosso dall'ex amministratore delegato di Cattolica Alberto Minali e da Claudio Costamagna, che mira a raccogliere 200 milioni di euro per sviluppare una società specializzata in rischi specialistici e parametrici, e tra l'altro si vuole posizionare sul mercato questa società proprio per trattando anche temi che riguardano la blockchain, temi che sono avanguardisti proprio per il settore, e alcuni definiscono questa scelta anche un rischio molto grande che si assumono i promotori, però c'è l'iniziativa, c'è il coraggio. Fondazione Cariverona ha investito 15 milioni di euro e alle parole di Minali, che adesso leggiamo, che dice: abbiamo scelto il mercato delle specialty lines perché è solo parzialmente coperto dagli operatori tradizionali e quello non ancora esistente dei rischi parametrici con cui vorremmo cambiare il paradigma del business assicurativo. Andremo, a sottoscrivere i rischi che necessitano di un bagaglio di competenze altamente specializzato e accompagnato da un modello che punta alla velocizzazione dei processi di valutazione. Vogliamo aumentare l'efficienza operativa e puntare alla soddisfazione dei distributori e dei clienti. Queste le parole di Alberto Minali. Oggi invece abbiamo raggiunto, andiamo a sentirlo, il direttore generale di Fondazione Cariverona, Giacomo Marino, che ci ha detto come mai hanno deciso di investire su questo progetto particolare e anche coraggioso. Direttore Marino, abbiamo visto con sorpresa anche questa nuova sfida di Cariverona nell'ambito delle assicurazioni. Arriva una nuova proposta lanciata da Alberto Minali, Revo, e Fondazione decide di investire tra l'altro in una compagnia estremamente innovativa che si pone degli obiettivi innovativi. Assolutamente. Diciamo, lo spirito con cui è stato fatto questo investimento è perché è sicuramente un'azienda che cerca di tornare a Verona, perché per parole del suo amministratore delegato Alberto Minali, sicuramente lui impianterà una parte del business a Verona sulla parte digitale, quindi innovazione, nuove professioni, apertura al mercato. È esattamente lo spirito che ha animato questo investimento di un manager assolutamente outstanding, con un consiglio assolutamente di altissimo livello, che si ripropone di ritornare in città con un'iniziativa di alto livello che crediamo sicuramente potrà produrre sviluppo economico e competenze importantissime sul territorio. Anche perché la ripartenza, diciamo, di alcuni fattori economici e sociali riparte necessariamente da uno spirito di innovazione. Alcuni modelli tradizionali probabilmente non sono più sufficienti. Assolutamente, ho sentito la conferenza stampa, quindi il dottor Minali ha spiegato, diciamo, la visione che hanno loro sull'assicurazione.
che è sicuramente proiettata al futuro. Non saprei i termini tecnici, ma credo che siano di assicurazione che prevedono una serie di criteri basati sulla blockchain. Sono tutte tecnologie nuove, sicuramente da esplorare, però che non si può non considerare nelle varie, nel futuro. Quindi è un mondo da governare e soprattutto su cui investire per cercare di creare sviluppo e cercare anche occupazione per i ragazzi, per i nuovi giovani. Insomma, c'era un po' di sottofondo disturbato, però pensiamo che si sia capito. Noi abbiamo sentito abbastanza bene le parole del direttore generale di Cari Verona, che parla anche di giovani. A proposito di ITS, come sottolineava Enrico, la settimana scorsa abbiamo avuto proprio ospite anche Silvano Stellini, presidente di Fondazione Last, che proprio lavora in questo ambito, e Cioetto ci diceva che molti che finiscono questo ciclo biennale di formazione trovano lavoro quasi subito, perché sono profili ricercatissimi. Conferma anche lei dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, questa dichiarazione di Stellini, poi anche sottolineata da Enrico prima? Sì, lo confermo sicuramente, anche perché l'ITS formano figure specialistiche in vari settori delle nostre aziende, quindi dal meccatronico, ma all'interno del meccatronico stesso ci sono i vari rami tecnologici, il logistico, del logistico ci sono vari rami di specializzazione, e quindi in questi 2 anni in cui i ragazzi vengono alcune ore, o perlomeno più o meno il 50% dell'orario lo fanno in azienda e il 50% lo fanno a scuola, in questi 2 anni escono con una specializzazione e con una preparazione veramente adeguata a quelle che sono le esigenze dell'azienda. Spesse volte l'azienda che li ospita nel periodo dell'ITS è la stessa azienda che poi li assume. Tante aziende utilizzano questo, permettetemi questo termine, utilizzano questo metodo proprio per selezionare il loro personale, per selezionare i loro quadri dirigenti. Altro merito dell'ITS dal mio punto di vista è che spesso e volentieri gli utenti, gli studenti ITS provengono dal liceo, sono studenti liceali che per tanti motivi non proseguono più per il percorso universitario, però trovano negli ITS un loro sbocco lavorativo che con semplice diploma liceale avrebbero sicuramente più difficoltà a raggiungere. Cioè, noi ci eravamo sentiti l'ultima volta prima della pandemia, e un grande sogno, anzi un progetto che stavate facendo partire, era proprio quello di aprire le porte delle aziende, anche di Apindustria, ai giovani, alle famiglie soprattutto, ma anche agli insegnanti, anche questo, perché diceva, mi ricordo allora, che anche loro devono chiaramente aggiornarsi su determinate caratteristiche produttive. La pandemia immagino abbia un po' rallentato questo progetto, ma è ancora valido, è ancora in piedi? Allora, purtroppo la pandemia ha bloccato questo progetto, non rallentato, però in quest'ultimo mese stiamo incominciando a riparlarne sia all'interno della nostra associazione sia con le scuole. Infatti ultimamente abbiamo partecipato ad alcuni momenti importanti all'interno di alcuni istituti scolastici della nostra provincia, e abbiamo l'intenzione di riprendere quanto prima questa iniziativa, perché ci siamo resi conto, come dicevo a suo tempo, che c'è poca conoscenza di quella che è la realtà delle aziende manifatturiere dei nostri giorni. Siamo abituati a pensare all'industria metalmeccanica, cito metalmeccanica perché è il mio settore, come un'azienda in cui ci si debba per forza sporcare, ci si debba per forza lavorare con martello e forse con scalpello. Invece non è così. Ci sono macchine altamente tecnologiche, ci sono macchine altamente innovative, ci sono macchine e attrezzature che necessitano di tecnici altamente specializzati. Non si lavora più con il martello, con lo scalpello, piuttosto che con qualche attrezzo di una volta, ma si lavora con i guanti da chirurgo qualche volta.
Insomma, questa immagine è molto efficace, in effetti. Torno un attimo ad Ada al Colle e poi ci avviamo verso la parte conclusiva. Anzi, un attimo di pazienza, Alessandro, perché Marino ha parlato anche di giovani e di formazione, e sentiamo di nuovo un suo contributo, poi veniamo da te. A proposito di giovani, concludiamo, per loro è normalità guardare al futuro anche attraverso queste nuove tecnologie, blockchain. Magari per noi che abbiamo un'altra età è già un po' più complesso capirle, però appunto l'investimento che deve fare la scuola, che devono fare le istituzioni, è anche su questo ventaglio di innovazioni. È necessario anche questo? Ma la domanda è molto ampia. Se posso dire, dal mio punto di vista, il Covid ha accelerato banalmente un sacco di processi. Che ci sia stata dagli anni un'invasione della tecnologia più o meno buona, perché ci sono anche effetti collaterali soprattutto sui ragazzi, è fuori discussione. Che non si possa non considerarla è una grossa lezione. Che si possa governare questo cambiamento cercando di prendere il meglio e cercando di attutire e incapsulare gli effetti collaterali è così. Sicuramente l'Europa, senza fare discorsi ancora più ampi, sta cavalcando quest'idea di governare certe trasformazioni cercando di attutire gli effetti collaterali negativi. La blockchain se ne parla molto, è una tecnologia molto interessante, ha delle applicazioni pratiche, spesso anche tutti i giorni non lo sappiamo, ma c'è della tecnologia blockchain in quello che usiamo. È difficile perché non è ancora una tecnologia che una persona può vedere in qualcosa di casalingo applicata immediatamente. Per cui non bisogna avere paura, bisogna saperla conoscere. Io la conosco poco, ho cercato di studiare per quello che potevo, però sono sicuro che, avendo anche 3 figli, vedo quali sono gli effetti, vedo cosa succede, però per esempio un effetto importante della data da non dimenticare è che un domani, per esempio, si può accedere a qualsiasi corso, la miglior lezione del mondo, perché in ogni caso iniziano ad esserci tante lezioni online e fatte ad altissimo livello. Quindi la sfida, per esempio, degli studenti sarà riuscire a combinare degli aspetti pratici, però col fatto che possono accedere ai migliori contenuti che ci sono al mondo, anche a livello didattico e educativo. Questa, per esempio, è una sfida che, se si sa coltivare e cavalcare, è straordinaria. E in effetti ha sottolineato Giacomo Marino un aspetto interessante, proprio quello di cogliere delle opportunità grazie anche alla digitalizzazione e alla DAD. Alessandro, dicevamo prima, i Fab Lab sono nati un po' come startup, come esperimento sociale oltre che professionale. Sono passati alcuni anni, ricordavamo Fab Lab Verona nasce nel 2014, ormai sono 7 anni quest'anno, anzi è proprio domani, 14 maggio, saranno 7 anni, perché la data di fondazione è 14 maggio 2014 del Verona Fab Lab. Quindi ormai non si può più parlare di startup, di progetti così sperimentali, si parla di vere e proprie realtà consolidate. Ecco, a distanza di 7 anni, qual è la conformazione che hanno raggiunto queste realtà che sono entrate proprio nel tessuto socio-economico del territorio? Ma allora, qualcuno purtroppo è anche scomparso nel frattempo, perché c'era stato, grazie a un bando regionale, c'era stata una spinta iniziale che poi però è rallentata e qualcuno purtroppo non è riuscito a trovare una sostenibilità economica che è indispensabile in questo caso. Sono riusciti a progredire soprattutto quelli che ne sono riusciti a entrare più in contatto col mondo delle imprese e diventare utili per questo mondo, e quelli che sono riusciti comunque ad avere una crescita e un ambito sempre più vasto. A proposito di quello che si parlava prima, soprattutto della formazione, noi ad esempio adesso siamo partner di un progetto Erasmus internazionale che mira proprio a sviluppare le competenze digitali degli insegnanti e fare in modo che favoriscano le STEM e l'avvicinarsi di un pubblico sempre più vasto di studenti alle facoltà o ai corsi come quelli dell'ITS che portano verso le competenze ingegneristico-scientifiche. Altro capitolo importante è comunque favorire quella che è una sempre maggiore internazionalizzazione
grazie anche al Covid abbiamo tutti imparato come utilizzare i vari strumenti per le videoconferenze e quant'altro, e diventa sempre più facile, soprattutto in tema di servizi, di aspetti consulenziali, ma anche di sviluppo software e quant'altro, avere un approccio globale e internazionale, che vuol dire un sacco di opportunità, un sacco anche di potenziali competitor. Noi siamo partner di un progetto del Ministero degli Esteri e dell'Organizzazione Internazionale dei Migranti per avvicinare le due sponde del Mediterraneo per quel che riguarda la formazione di alto livello in ambito tecnico, ingegneristico e informatico. Anche questo dovrà essere preso in considerazione come uno dei potenziali sviluppi per quel che riguarda il nostro paese nel tema tecnologico. Non solo formare sempre più persone internamente per quel che riguarda le materie scientifiche, ma anche diventare dei potenziali attrattori per competenze formate in paesi dove la natalità è completamente diversa dalla nostra e che vogliano ambire a uno sviluppo internazionale. Grazie del call, brevemente ci torneremo per un saluto finale. Vorrei far vedere un attimo lo schermo di Maxphone, l'azienda di cui è CEO amministratore delegato appunto Paolo Errico, e dice: trasportiamo e analizziamo i dati per fornire a tutti l'accesso ai mercati e alla conoscenza. Ogni giorno lavoriamo con milioni di dati. Vedete, Errico, se dovesse dire a una persona che le chiede ma perché i dati sono e saranno così importanti in futuro, l'hanno capito i social chiaramente, perché da Facebook a Instagram e quant'altro sono successi anche degli scandali, no? Con passaggi non autorizzati di dati. Ecco, una domanda apparentemente banale, ma penso non scontata: perché sono così importanti i dati oggi e lo saranno sempre di più in futuro? Perché oggi il marketing ha fatto proprio diciamo, il concetto per esempio di intelligenza artificiale, no? Siamo abituati a vedere delle auto che parlano e che rispondono e che fanno dei comandi. In realtà dietro a un sistema di intelligenza artificiale, che insomma è abbastanza tirato come concetto, quello che ci viene venduto, ma diciamo, dietro un sistema di apprendimento automatico, quindi quello che si dice tecnicamente machine learning, cioè macchine che apprendono, semplicemente queste macchine vengono alimentate da un bene che sarà l'oro nero del futuro, che sono i dati. Quindi senza i dati non riusciamo a fare ragionare l'intelligenza artificiale, che non è una cosa banale. Per esempio, in questi giorni qua, proprio noi siamo stati, diciamo, attori in comunità europea. Sono passati alcuni emendamenti che abbiamo fatto inserire noi per garantire l'accesso neutrale ai dati, perché oggi alcune tipologie di dati sono in mano soltanto ad alcuni soggetti che dicevi te, no? Quindi le famose FAG sono Facebook, Apple, Amazon, Google e Alibaba. No, se pensiamo che questi dati possono essere in mano soltanto a questi attori qua, rischiamo di mettere in mano l'Europa a loro come fosse soltanto un mercato. Quindi è importante, per esempio, e l'Europa se ne sta facendo carico, perché c'è nella nuova normativa proprio questo Data Act che verrà approvato a breve, sono stati recepiti alcuni emendamenti dove è previsto il fatto che possono nascere dei soggetti indipendenti, dei data provider, che garantiranno tutta la privacy, perché ormai giochiamo la partita col GDPR, però che siano in grado di raccogliere dati ed erogare dati. Ecco, quindi i dati e quindi la filosofia data driven diventa essenziale, cioè senza i dati e senza l'accesso ai dati noi non potremo competere con tutta una serie di tecnologie. Quindi anche su altri tavoli dove io sono presente dico: molto bello parlare di intelligenza artificiale, però prima mi dovete dire dove andiamo a prendere i dati e se i dati sono accessibili. Quindi diventa un asset fondamentale. Anche quando parliamo di blockchain, quando parliamo di tutte queste tecnologie, partono da elementi che sono molto semplici a parole, che sono i dati che vengono generati, vengono scambiati, vengono protetti attraverso poi questo tipo di tecnologie. Poi ha toccato un altro tema che meriterebbe una puntata a parte, quello della privacy, proprio che sentiamo davvero come punto nervo scoperto in alcuni casi, e con l'entrata del GDPR
chiaramente ne abbiamo sentito ancora di più la presenza. Cioetto, in conclusione, insomma, dicevamo dati che vengono utilizzati anche nel manifatturiero, lo diceva prima, sempre di più macchinari a controllo numerico, frese comandate da computer, insomma i dati per forza governeranno un po' le strategie future anche per le piccole e medie imprese del manifatturiero, anche le piccolissime chiaramente, non sono ad appannaggio solo delle grandi multinazionali i dati, servono anche alle piccole realtà, per il marketing ma anche per il ciclo produttivo. Ma sicuramente è importantissimo proprio per il ciclo produttivo e non solamente per per il funzionamento delle macchine stesse. Tornando al discorso del 4.0 di un attimo fa, 4.0 si governano le macchine da proprio smartphone volendo, quindi ecco, qui capiamo l'importanza dei dati, della trasmissione dei dati, di quanto detto dal collega che mi ha preceduto un attimo fa, massima importanza. Grazie Cioetto. Alessandro, un'ultima riflessione. Incontrate le aziende, dicevate, no, con i Fab Lab e date anche dei suggerimenti in base alla vostra esperienza e quant'altro. Quali sono gli scenari da guardare con più interesse secondo te, secondo chiaramente l'esperienza che state portando avanti con FabCube per il futuro? Quali sono gli scenari da monitorare con più attenzione? Senz'altro una sempre maggiore automazione dei cicli produttivi, si sta andando verso una automazione non solo per grossi lotti, ma anche la personalizzazione avviene con macchine automatiche e con tutto un processo produttivo automatizzato che va dall'ordine da parte del cliente fino alla consegna, quindi c'è anche una automatizzazione di tutta quella che è non solo la produzione all'interno della fabbrica, ma di tutte quelle che sono le catene produttive, utilizzando tecnologie diverse, tra cui anche la blockchain. Si riesce ad avere un sistema Industry 4.0 che è quello che è il vero vantaggio della nuova rivoluzione industriale. Anche le tecnologie di predizione, le tecnologie basate sull'analisi dei dati che venivano ricordate prima sono fondamentali per entrare veramente in quella che è il nuovo paradigma industriale. Il problema del nostro sistema paese è che speriamo che le istituzioni siano al passo con le imprese. Parlavamo prima di start-up innovative, di numeri che sono in crescita. Purtroppo, notizia di un paio di mesi fa, c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato che di fatto ha impedito la nuova metodologia di creazione digitale delle start-up innovative, imponendo a tutti di tornare dal notaio, quindi si fa un passo avanti e 2 passi indietro molto spesso. Insomma, siamo sempre lì, tanta burocrazia e insomma in un momento in cui c'è da pensare alla ripresa bisognerebbe invece un po' alleggerire questa pressione che gli imprenditori vivono ovviamente con un'ansia particolare. Allora io direi che abbiamo dato una bella panoramica davvero su tanti temi che riguardano l'innovazione e la tecnologia. Io ringrazio davvero tanto Paolo Errico, presidente della piccola industria di Confindustria Veneto, Claudio Cioetto, presidente di Apindustria Confimi Legnago e appunto Alessandro Dal Colle, coordinatore della rete FabCube. A questo punto insomma non ci resta che sperare per il futuro. Noi di solito siamo ottimisti, mi sembra di capire che anche voi abbiate nel DNA, giusto? Assolutamente. E l'imprenditore di per sé, cioè se non ha no, fai questo lavoro. Esatto. Grazie davvero per essere stati i nostri ospiti. Ricordiamo che la puntata la potrete rivedere in replica alle ore 21:30 questa sera. Grazie mille per i vostri contributi. Buonasera a tutti. Grazie.
E allora ringraziamo davvero i nostri ospiti per questa quarta puntata della settimana veronese della finanza. Torneremo giovedì prossimo, sempre alla stessa ora alle 18. Verona Live appunto torna domani alle 18 in diretta. Come ho ricordato poco fa, in replica la puntata di questa sera, la quarta della settimana veronese della finanza, alle 21:30. Grazie per averci seguito e per essere stati in nostra compagnia. Buona serata.